Lo yogurt che da qualche anno stiamo producendo e il latte fresco, ma fresco diciamo che siamo riusciti ad abbassare oltre alle distanze al chilometro zero i tempi, perché avendo l'azienda e l'allevamento all'interno riusciamo a fare un latte appena munto, pastorizzato e distribuito in giornata. Ecco, una domanda volevo fare: il territorio che coprite nella Sicilia? Ragusa, Siracusa e qualcosa anche Catania e Messina. Ecco. Quindi la struttura è organizzata per coprire queste province sicuramente, con il camion, quindi frigoriferi, termorifrigerati e via. Perfetto, ringraziamo l'azienda Occhipinti, ti do la linea e dovrebbe esserci. Allora adesso noi siamo in attesa degli amici del gruppo della scuola parrucchieri Vincent Van Gogh. Facciamo accomodare la modella che è stata preparata dall'istruttrice della scuola Van Gogh di Siracusa. Gli passiamo la parola così vediamo un attimino cosa ha preparato. Prego. Allora, intanto buongiorno a tutti. Noi comunque la nostra scuola tratta tutto quello che riguarda parrucchieria ed estetica. Abbiamo realizzato un gufo che non so se si vede bene da lontano, è fatto tutto interamente con i chicchi del caffè, delle tazzine, quindi ritagliate, abbiamo i manici delle tazzine. Se vedete bene comunque si vedono questi occhietti del gufo fatti con le tazzine. Come acconciatura abbiamo ricreato proprio un chicco di caffè realizzato con una coda, un frisè e dei supporti sotto, e facendola girare giustamente nella parte anteriore abbiamo voluto ricreare questo effetto dorato che comunque riguarda un po' il caffè di qualità, abbiamo voluto rappresentare. Poi nel pomeriggio noi la continueremo. Quindi siamo ancora in una fase di preparazione, sì, ma siamo nel in fase di pomeriggio preparazione. ho capito. In ogni caso avremo modo nel pomeriggio anche di vederli ancora qui sul palco, chi volesse andare a trovarli anche nell'altra sala. Benissimo. Allora io per il momento vi ringrazio, ricordiamo ancora una volta la scuola di parrucchieri Vincent Van Gogh, questa acconciatura a chicco di caffè e con altre sorprese che vedrete nel pomeriggio. Perché la presentazione continua. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie per essere intervenuti, grazie. Allora, a questo punto, caro Gaetano, siamo arrivati al momento di rinnovare l'appuntamento al pomeriggio. Al pomeriggio, sì. Allora, oggi pomeriggio a partire dalle 15 riprenderemo con la seconda parte di Coffee Show Latte Art 2012. Naturalmente nel pomeriggio riproporremo tutto quello che chi è venuto a trovarci nella prima parte della giornata ha già assistito, quindi ci saranno delle esibizioni di latte art con i nostri campioni Andrea Antonelli e Chiara Bergonzi. Non sarà soltanto latte art, ma si parlerà molto di prodotti enogastronomici. Gaetano, a te la parola. Sì, passiamo magari la linea anche poi magari a Mario che ci indirizzerà un attimino con certo, Mario Mania Eventi passerà poi con gli sponsor. È già pronto? Mario, sei pronto? Sì, io sono sempre pronto, e poi è una mattinata che sto osservando con attenzione tutto quello che è successo e accaduto, qualcosa di straordinario sotto tutti i punti di vista, dai prodotti, dalle preparazioni, insomma io entusiasta, forse più da spettatore in questo momento, che me la sono veramente gustata in modo eccezionale. Allora Mario, noi al momento ti consegniamo definitivamente la linea che riprenderemo alle 15, tu hai l'elenco degli sponsor di questa manifestazione, quindi spetterà a te ricordarli nel corso della pausa pomeridiana, va bene? Grazie. Certo, grazie a voi, grazie a tutti e noi ovviamente... Mario, solo un secondo, nel Sì, frattempo possiamo anche invitare gli espositori e chi ha qualcosa da fare degustare può fare tranquillamente, quindi dai formaggi ai vini, ai dolci e via dicendo. Perfetto. Va bene? Buona giornata, dopo in compagnia con Mario. Vai a te la linea. Sì, grazie Gaetano, grazie ancora lì dal palco centrale. Bene.